la persona con cui deve tornarsene non so dove, penso forse nella sua città natale, evidentemente, anche perché lui non deve rispondere ad alcuna convocazione. Eccolo qui, il buon Piergollo, come lo chiamano qui, come lo chiamano i tifosi azzurri, anche i giocatori, i suoi compagni. In questo taxi sta uscendo, non ho capito chi sia, non si vede, però stanno arrivando tanti taxi appunto che riguardano tanti taxi che per prendere svariati giocatori. Ecco Gollini che se ne va, non si sa se è qualche suo parente, immagino qualche suo familiare. Vabbè, puoi anche riprendere, Vittorio, tranquillamente, senza riprendere la targa, vai a sinistra. E per quanto riguarda appunto il portiere azzurro che saluta anche gli steward, escono, sta facendo anche qualche foto, quindi per fortuna sta facendo qualche foto con i tifosi, tra l'altro proprio il piccolo amico nostro Andrea, dopo sì, poi li facciamo avvicinare i nostri amici di prima che hanno appunto salutato Emanuele, credo. È vero, si è fatto anche la foto, sì, infatti spero che Emanuele stia prendendo tutte le immagini perché sono anche molto, tra l'altro disponibilissimo ai Gollini, quindi va detto questo. Tra l'altro non è manco la prima volta che lo fa, anzi appena arrivato, mi ricordo la prima partita, si è fatto fai vedere l'autografo di Gollini, guarda qua, sulla maglia, il piccolo Andrea si è fatto fare l'autografo da Gollini, ha fatto la foto con Zerbino, guarda qua. Tu la foto con Gollini, possiamo inquadrare in diretta? Sì. Sì, grazie mille al nostro amico. Esatto, esattamente. Diego e Gollini non sono proprio. Anche c'è anche un tifoso del Torino che si è fatto la foto con Gollini, giusto? Vabbè, è stato gentile, no? Sì, sì, è stato gentile. E poi la sportività è quella che regna, è sempre bello questo. Siete tutti tifosi del Torino voi? No, lui è del Napoli. Io del Napoli e lui del Juve. E lui della Juve. Juve, Napoli e Torino. Quindi fra un mese saranno contro di voi. Lo stato d'animo vostro dopo questa partita com'è? Io per me è indifferente. Ormai invece del torinese? È andato così. Troppo forte il Napoli. Sì, sì. Quest'anno sì. Il napoletano Già lo sapevo. già lo sapeva. No. Lui già lo sapeva, Era ragazzi. partito col 3-0, doppietta di Osimhen e gol di Dybala. Smargiasso, dicono allo studio. Vabbè ragazzi, grazie mille anche perché sta uscendo il pullman del Napoli. Dicono no, a breve dicono. Quindi da solo, vedo 3000 buste con un membro della. Magari, poi tu la vorresti tu ovviamente. Io resto qui anche perché sappiamo che non possiamo né far rilasciare dichiarazioni né niente, anzi evitiamo qualsiasi problema. Però vediamo appunto il buon Gollini che da solo sta andando verso l'uscita a piedi, anche lui un po' come Zerbin. Ecco qui Gollini, lo vediamo con uno zaino molto. C'è anche Ostigard in questa Opel che anche lui deve rispondere alla convocazione, infatti. È uscito anche Ostigard adesso, Ciro, e appunto dicevo prima che molti